Il trevigiano Antonio Pone, attuale direttore regionale dell'INPS, lascia Venezia, andrà a ricoprire un nuovo incarico a Roma, come ha annunciato in diretta ad Antenna 3. Lascerò il Veneto, è diciamo così, un mandato che si chiude dopo 3 anni, sono stato nominato da direttore generale, direttore centrale entrate, quindi curerò tutta la raccolta contributiva dell'istituto. L'istituto, forse non tutti lo sanno, è il secondo bilancio dopo quello dello Stato e nulla di quello che facciamo si può fare senza una raccolta contributiva. Per Pone una nuova sfida professionale, anche se assicura manterrà il legame con il territorio veneto che ha contraddistinto i suoi 3 anni alla direzione regionale. Il direttore generale ha ritenuto di nominarmi direttore centrale entrate, quindi mi ha affidato questa responsabilità e anche mi ha nominato il suo vicario, però diciamo, non perderò certo di vista il Veneto, il mio Veneto. Da buon trevigiano avrò sicuramente un occhio particolare per tutto ciò che accade qui. L'avvicendamento alla direzione regionale dell'Istituto di Previdenza scatterà dal 1° gennaio, quando a Venezia, alla guida della sede dell'ente, arriverà Filippo Pagano, 49 anni, originario di Lecco, proveniente dalla direzione centrale entrate. L'istituto ha tra i suoi doveri istituzionali quello dell'inclusione, quello di essere aperto, e il dottor Pagano lo saprà fare, credo, davvero al meglio, quindi sono molto sereno sulla figura del mio successore.